oggi da Nizza i 3 segreti per ottenere una crescita personale. Il primo lo dice Marco. Beh, lavorare su se stessi. Perché molta gente pensa che per crescere personalmente deve imparare delle procedure, leggere dei libri. No, deve incominciare a diventare più sensibile a se stesso. In realtà la crescita parte da noi e dall'interno di noi. A te. Fluire. Imparare a fluire, a seguire il flusso, quindi non attaccarsi a quello che c'è, a quello che si vuole o per forza, ma essere, con un termine tecnico, scialli. E per me il segreto è connessione. Fai ciò che ti fa sentire connesso, fai ciò che ti fa sentire connesso a te stesso, fai ciò che ti fa sentire connesso alla tua missione personale, fai ciò che ti riesce in modo fluido, perché quando le cose fluiscono, quando c'è connessione, i risultati arrivano, la crescita c'è, lo sciallaggio c'è e buona crescita. Quindi ricapitolando, il primo è connettersi a se stessi, sentire se stessi, essere se stessi. lavorare su te stessi. Sì. Il secondo è Imparare a fluire. e il terzo è connettersi, accogliersi e fare ciò che ti riesce in modo naturale. E con questi 3 segreti hai i prossimi 3 segreti. A presto! A presto. Ciao!